Prosegue sempre più serrata la protesta dei piccoli azionisti delle ex banche venete e stavolta i soci azzerati hanno puntato direttamente sulla sede centrale di Popolare di Vicenza in Viale Battaglione Framarin nel capoluogo berico. Si sono ritrovati venerdì pomeriggio nei pressi del centro commerciale I Giardini del Sole di Castelfranco e poi da lì con un lungo corteo di una quarantina di auto a velocità ridotta hanno raggiunto il centro di Vicenza fino davanti all'ormai ex quartier generale dell'Istituto di Credito. Ancora una volta alla base dell'iniziativa il decreto governativo che ha sancito il passaggio di Veneto Banca e Popolare di Vicenza al gruppo Intesa San Paolo, come ribadisce Aldo Walter Baseggio del coordinamento Don Torta. Noi stiamo lottando per una questione di civiltà, di verità e di giustizia, dove che fino adesso il nostro governo non ci ha dato nessuna risposta, le banche ancora meno, le hanno fatte fallire volutamente per regalare al Veneto, per regalare alla Intesa San Paolo il Veneto con €1. 50 centesimi per Popolare di Vicenza e 50 centesimi per Popolare di Montebelluna. Più hanno regalato 18 miliardi, mentre noi risparmiatori, che le banche erano nostre, perché 220.000 risparmiatori, le banche erano nostre. Oggi ci hanno levato tutto e con il decreto Renzi, quell'infame decreto votato anche dalla sinistra, che sta portando l'Italia allo sbando, che è già allo sbando, noi continueremo la nostra battaglia, come dicevo, di civiltà e di giustizia per vedere se c'è un'apertura. Se non ci sarà un'apertura, continueremo la nostra battaglia, faremo dei inserimenti negli aeroporti, nelle ferrovie, nelle autostrade e non ci fermeremo finché questo Stato assente non ci dà una risposta. La lenta processione intanto ha attraversato le province di Treviso e di Vicenza, una terra fulcro del Veneto produttivo, ma oggi duramente segnata proprio dalla crisi delle banche e dalle decine di miliardi di patrimonio andato in fumo nel crollo del valore delle azioni, polverizzando spesso i risparmi di una vita con cui si pensava di garantirsi un futuro tranquillo. Sentiamo la testimonianza di uno dei manifestanti. Noi avevamo fatto affidamento su quei 4 soldi perché io e mia moglie, ultra settantenni, pensiamo di non essere eterni. Quindi di avere qualche soldo da parte per non appesantire gli eredi, i figli, i nostri 4 figli, di un'incombenza ulteriore. Adesso la cassa la devo fare non di noce ma di compensato perché non ci arrivano più quei soldi. Basta. Lunedì in Senato è in calendario la votazione per la definitiva conversione in legge del provvedimento dopo il via libera già concesso dalla Camera, ma i piccoli azionisti veneti non si arrendono e rilanciano la loro battaglia.